Siamo ormai alla 22esima edizione qui a Parco Terzi di questo presepe vivente organizzato dal gruppo Scout, in particolare da dei ragazzi del clan, ovvero dei ragazzi dai 17 ai 20 anni. Ed è tutto organizzato e pensato da loro, comunque da anni e anni c'è una certa esperienza. Il Parco Terzi è un parco privato dei signori Terzi, una famiglia storica qua di Asola, un giardino molto particolare con delle piante secolari ed è caratterizzato anche da una ghiacciaia stupenda che noi utilizziamo e sfruttiamo come grotta, ed è molto particolare perché si scende giù e con tutti i lumini accesi crea un'atmosfera che nessun altro ha. Le scene più caratteristiche di questo presepe sono sicuramente la natività, dove, come ho detto prima, si scende giù in grotta in questo ambiente, diciamo, mistico, dove sembra quasi che si entra in un mondo completamente a parte. E poi abbiamo il baccanale con i romani antichi che creano sempre delle scenette molto, diciamo, anche ironiche e simpatiche. E anche abbiamo la presenza di 2 gladiatori che combattono con armi anche infuocate e creano anche uno spettacolo. Poi dopo ci sono, caratterizzato anche dal laghetto con i nostri pescatori, i barcaioli, e poi dopo insomma ci sono diversi lavori dell'epoca sparsi come il fabbro, come il falegname o il casaro, insomma, e via dicendo. 22 anni che lo facciamo esattamente qua dal 1997, però risale ancora nel 1992, c'è stata la prima esperienza, però era chiuso proprio al gruppo, quindi era un momento di veglia personale. Generalmente in un mese e mezzo, 2 riusciamo a completarlo tutto, ma perché cerchiamo di sfruttare il più possibile la natura, quindi questo parco, quindi grandi costruzioni non ne facciamo perché vogliamo valorizzare questo posto. Una cosa sicuramente particolare di questo nostro presepe vivente è l'illuminazione, perché è completamente al naturale attraverso delle fiaccole che creano un'atmosfera con questi sali e scendi molto diverso rispetto a quello che potrebbe fare dei faretti, ecco. Il gruppo in generale partecipa con tutte le 3 fasce d'età, che sono principalmente quella più grande, quindi quella che diceva prima Matteo, dai 17 ai 20-22 anni, come organizzazione, proprio un po' una loro impresa, e quindi loro sono occupati da un paio di mesi già nell'organizzazione di questa cosa. Poi ci sono anche le fasce più piccole, che sono quella dei lupetti, che va dagli 8 anni fino agli dalla terza elementare, prima seconda media, e loro fanno in realtà solo la parte delle comparse, in particolare fanno i pastorelli all'interno della grotta e i bambini alla scuola. E poi c'è invece la fascia intermedia, che è quella tra la seconda superiore e insomma i 17-18 anni, che fanno anche loro le comparse, però dei mestieri quelli all'esterno, insomma, dove fa un pochino più freddo e ci vuole un po' più di presenza, ecco, quindi con i bimbi dell'età, i ragazzini dell'età intermedia. Poi c'è il gruppo del MASCI, che è il movimento adulti scout, che è composto, diciamo, da persone che sono state nel gruppo Agesci, quindi nel gruppo scout anni fa, e che adesso hanno deciso di continuare a fare servizio, ma senza fare servizio all'interno dell'Agesci, che è proprio la parte educativa, però ci danno una gran mano nell'organizzazione e nella gestione anche soprattutto dei mestieri più antichi. Quest'anno abbiamo deciso di fare un'edizione particolare, quindi con 3 giornate
quindi ci sarà anche lunedì, perché quest'anno ricorre il 60° della fondazione degli Scout ad Asola in particolare, quindi abbiamo diversi eventi, tra cui questo presepe che è stato un po' allungato per festeggiare i 60 anni, ecco.